Benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Michael e oggi vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto voglio farvi auguri di buon anno a tutti quanti, anche se questo qui è il terzo video appunto del 2022. Non voglio perdere troppo tempo, quindi vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, condividelo appunto con i vostri amici e a fine video vi ricordo che se volete c'è il tasto del like da cliccare. Il cane che abbaia. Allora signori, in questo video voglio appunto farvi vedere il mio viaggio, raccontarvi il mio viaggio di 3 giorni al Garda, che poi sono diventati 2 per motivi che si vedrà appunto a fine del viaggio, che è stato un po' un bel bagnetto. E niente, penso di aver già perso abbastanza tempo, quindi vi lascio il video e noi ci aggiorniamo man mano nel racconto. Stai zitta! Buongiorno! Ovviamente neanche il tempo di partire che c'era gente che conoscevamo che voleva appunto salutarci. Ma a parte questo, andiamo avanti. Non so, siamo qua altri 20 minuti. Partiamo bene! Ovviamente la zettina deve sempre farsi riconoscere perché botti su botti li si cancia sempre. Come dice di andare a destra? Sì, ma comunque passiamo lo stesso per Vicenza e Verona. Sì, ho visto quanto hai guardato, sì. Siamo in sella ovviamente alla zettina, con noi c'è anche Leo. Io mi do fuoco. Ok, siamo normali. Finalmente siamo in viaggio, il primo, possiamo dire ufficiale tra virgolette del 2021. Stiamo andando sul Garda a farci 3 giorni tra curve e curvette. Io ho già caldo dalla Madonna, ci saranno minimo 34 gradi solo adesso. Comunque ovviamente taglierò, diciamo, le parti più noiose, appunto le statali, robe così. Ovvio che se è qualcosa di interessante o divertente la buttiamo. La prima tappa è riva del Garda praticamente. Qua invece è ritetto a sistemare il cavetto che non so che cazzo aveva. Però non passiamo da sopra, arriviamo praticamente da sotto, quindi dal Garda, dove c'è praticamente Gardaland, per farvi capire, così ci facciamo tutta la costa destra del Garda. Mica c'è un bordello di aria. Sti cazzi. E già stamattina un pieno è andato. Bene, a parte le stronzate della benzina, nel nostro gruppo c'era una persona che non aveva le protezioni adeguate per andare via in moto, quindi si è adattato mettendosi quelle che è meglio che ascoltate attentamente alla prossima clip. Io ho quelle da cross a casa. Ho messo le protezioni delle skate. Anche qua. Sei proprio scemo. Oh no, poi se non mi accorgevo che era davanti lui fermo, io qua stavo per aprire tutto. Infatti ho detto che cazzo sto facendo sto qua. E sboro fioi. Le gambe non le sento più, mi fanno malissimo. Caldo. Oltre al caldo. E dopo una vasità di campi
panoce e lavoro in corso, siamo arrivati su questa rotonda dove la quantità di bestemmie è schizzata alle stelle. Vabbè, non. Facciamo cambio? Guidi un po' tu? Guidi un po' tu? Non c'è molto da dire. Attenzione a questa scena qui. Andiamo al Mac! Oh, andiamo a fare colazione al Mac? E dopo ulteriore traffico la ragazza ha deciso di mettersi in posa. Fatto sta che la GoPro mi si è scaricata. Ci siamo praticamente ritrovati nel centro di Vicenza, che ci siamo un attimo fermati. Dopo siamo giustamente ripartiti subito dopo aver cambiato la batteria. E dopo aver superato, diciamo, il centro di Vicenza, abbiamo girato praticamente intorno, non proprio in centro. Diciamo che la fame ha iniziato a far sentire, anche perché dopo 2 ore di viaggio diciamo che è un po' duretta stare a stomaco vuoto. Bella domanda! Ma io che cazzo ne so? Cazzarola! Potevamo fermarci là! Potevamo fermarci là! Giro giro tondo, gira il mondo, gira la terra. Cosa c'è? Vada, vada! Ah, ecco perché sei così... Ecco perché sei così frizzante. Calma. C'è già il caldo che ti dà la testa, vecchio. Sì, ma muoviti perché mi sta sciogliendo. Tranquilla, tanto ci giriamo lo stesso in strada. Bene. Altri 75 km e ci siamo. Un po' smassucata. Un po' smassucata. Guarda, prendi le chiavi e buttali lì in mezzo alla strada. No, hai portato in carica per la cassa. No, ma l'ho caricato tutto, no, giravo tu. Tranquillo, ti carica io. Ho un spinotto qua, 2 spinotti dentro lo zaino. Non pesa come il mio. Un po' di più o no? Oh, io non ho sentito il tuo, quindi non... Ah, siamo lì. Ed è problematica lo stesso che sei da sola. Che cosa? Che pesano uguali e siamo in 2 e lei è da sola. Un mese con quello zainetto. Beh, noi possiamo farci un mese tranquillamente se sta roba qua. Allora, questo che state vedendo è il castello di Scallighero, spero di averlo detto giusto, di Lazziro sul Garda. Bello il castello. Con tutto quanto chiuso non c'era scelta migliore ovviamente di un supermercato. Guarda che spettacolo. Sembra di essere al mare e in realtà sei in montagna. Bellissimo comunque. Questo è immenso.
enorme, cazzo. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you, I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me, you just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Got me. Got me. Can I hear you? Got me. Got me. Can I hear you? I don't wanna call you. I don't wanna know what you think. I'm the one you go to whenever you feel like you're about to sink. I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I could become the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna fear you tonight. Got me. Got me. Got me, got me, got me. Can I hear you? Got me. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. Guarda questo col telefono. Vedi? Sì. C'è anche la rossa. Bene, il lungolago lo avete visto appunto sul timelapse. Abbiamo fatto benzina, ovviamente la rossa, quindi la 100 ottani, penso che era sì, la 100 ottani, e abbiamo impostato il navigatore per andare verso il bed and breakfast che avevamo impostato, in cui la salita dalla GoPro che adesso vedrete era tipo così, porca puttana, che a un certo punto bisognava girare il colpo verso destra, dove che a momenti io rimanevo bloccato e ovviamente cadevo. Bastarda sta salita comunque. Sì. Infatti hai visto che gli ho fatto piano, che non mi sono girato su di colpo. Hai fatto bene, che anche il piede lì. No, non sta a dire niente perché lo so già. Io infatti ho fatto cena di andare piano, perché ho detto magari alla salita, quelle solite degli alberghi, sai quelle che tipo tirano su di colpo? Qualcuno si ferma là. Perché non è così Bello, ti spiego. di qua o di là?
di qua. Bello. No, ma mega piacevole questa cosa. Ovviamente siamo andati su Riva del Garda per farci il bagno, sì, era fredda, molto fredda. E fatto sta che abbiamo deciso di tornare appunto in albergo per farci una doccia, ma nel viaggio per tornare all'albergo è successo praticamente questo. Voleva a botte quello con scooter, cazzo. Bastardo dice adesso. A parte il sole, Dio buono, la gente a piedi si è proprio buttata. La gente a piedi si è proprio buttata, zio Ca. Ah, c'è la cascata! Tornati all'albergo, diciamo che la situazione della stanza era più o meno questo obbrobrio di disastro, di roba che abbiamo lasciato. Cosa dire, abbiamo deciso appunto di non mangiare nell'albergo ma andare per l'appunto al ristorante lì della Riva del Garda, le che durante il tragitto i coglioni li abbiamo trovati sempre noi. Non ho parole. Fava. Porca di quella troia. Bene ragazzi, a parte questi due esemplari che avete appena visto, io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo che è la prima parte, perché la seconda parte la farò uscire appunto domenica prossima, in cui appunto c'è il secondo giorno nel quale abbiamo fatto il compasso di montagna, in cui c'è anche una piccola sorpresina che neanche noi ci aspettavamo. Ovviamente nel prossimo episodio capirete per quale motivo sono stati fatti 2 giorni al posto di 3. Comunque sia, adesso vi lascio all'ultima clip che ho registrato. Non è riguardante la cena perché mi sono completamente dimenticato di registrare. No, la stappante, adesso escono fuori i fogli. Che dire ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di condividerlo con i vostri amici. E niente, bye bye.